Eder. Mac. Pallister. Trieste perde un altro pezzo da 90. Dopo la chiusura della pescheria all'interno della Galleria Rossoni, quella che concluderà il giro di Sebastiano ma che non ne confermerà la presenza, ha chiuso definitivamente anche il centro Wind. Il contratto che quindi Liliana stipulò alla Wind, con una strana anomalia anagrafica, resterà un mistero. Ricordiamo che la Wind ha chiuso, non si è trasferita, ha chiuso definitivamente. E peccato, anche perché eravamo rimasti con Claudio Sterpin, che saremmo andati proprio in via Cesare Battisti alla Wind a chiedere come mai avessero negato che Claudio il 14 mattina si fosse recato lì a cercare Liliana. Prova a chiederti dove fossero in carica le biciclette quella mattina, dalle 9:12 alle 12:05. Ha comunque saltato almeno una pescheria, la recupererà il giorno dopo per non destare sospetto. L'aveva cercata e incrociata alle 9:07, vicino al negozio Wind, aveva sentito la telefonata con Claudio. L'aveva fatta salire in macchina sul sedile posteriore, secondo prescrizione anti-Covid. Poi le urla, le minacce e un mal rovescio. Lei si sente male. A quel punto lascia perdere l'ultima consegna e va in laboratorio. Prova a rianimarla con aspirina e tachipirina, ma non si riprende. Nel panico, spegne il telefono, 9,20. Lei resta in auto priva di sensi. Aspetta una mezz'oretta ma la situazione è irreversibile. Va a casa. Lascia telefono, telefoni, fede e contenuto della borsa, incluso il denaro che si era portata dietro, probabile causa del litigio. Forse fa partire la lavatrice con il plaid sporcato in macchina. Prende sacchetti, chiavi di riserva, bottiglietta, GoPro, spago. Dimentica la luce accesa, era entrato frettolosamente al buio, mantenendo le tapparelle abbassate. Le sistema i sacchetti e la deposita nella chiesetta dell'ex OPP, forse lì è visto dal futuro compare. Torna in laboratorio, la bici è ormai carica. Non pensa al gomitolo, che prima o poi dovrà riportare a casa. Si allontana e filma l'alibi, inquadra almeno un orologio. Lungo il percorso, butta via portachiavi, occhiali da vista, mascherina, braccialetti e quanto altro rotto contaminato, stivaletti. Foulard. Fazzoletto, era rimasto in macchina. Da capire se ha incontrato qualcuno cui affidare il cadavere, non poteva certo avvisarlo per telefono, per sistemarlo meglio, in una cella frigorifera. Nel caso quel "io sono ancora qui dove mi hai lasciata" dell'improvvisato compare, suonerebbe come un avviso, devi spostarla, una sollecitazione, sbrigati entro le feste, il negozio poi riapre, ricatto, ho visto dove l'hai messa, caro conosciuto, dovrai mantenermi a vita. Nota, il compare, su al monte spaccato, cercava in realtà gli oggetti buttati via, per garantirsi che non gli rigirasse contro la frittata. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.